già 15 anni fa, si devono avverarsi adesso. Quindi il momento dovrebbe essere molto più favorevole, perché prima si parlava di federalismo, adesso la gente ha visto che chi parlava del federalismo contava solo che vale, no? E la gente parla dell'indipendenza, anzi aveva paura di far paura alla gente parlare del federalismo, di secessione, madonna, vai al mondo. Adesso tutti hanno l'indipendenza in bocca. Quindi il momento più opportuno di questo non è. E bisogna stare attenti che nell'arco della vita, nei momenti che si presenta eventi, no? Non è che ogni 5 anni, ogni 3 anni si presenta un momento come questo. Dice da 30 anni significa che il prossimo ciclo probabilmente sicuramente non che sarà, e se non facciamo questo, ciao a tutti. Quindi avremo da approfittarvene, non lasciare perdere questa opportunità. Sarà l'unica opportunità della nostra vita per trovare di essere indipendenti. Come arrivare? All'IFE ha sempre predicato dal 94 che le tasse in questo sistema sono troppo alte. Chi ieri ha visto il giornale che è un ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, Luciano Dissegna, è un associato dell'IFE Padova, dove dice che praticamente lo Stato fa morire le imprese. Se ci troviamo in questa situazione è anche perché lo Stato ne porta via di più di quello che noi altri riusciamo a produrre. Allora, se aveva da fare 15 anni fa, bisogna farlo adesso. Il momento del propizio, non c'è lavoro, non c'è skate, i giovani non ha futuro. E cosa dobbiamo fare? Abbiamo uno Stato che si deve crollare, che si deve cascare solo nell'abisso, no? Noi altri basta che vediamo un colpettino, basta un colpettino. Allora, quello che mi ho sempre predicato è quello di rivolta fiscale, in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera. È un investimento al giorno d'oggi, perché se a me va male posso pagare un 20-30% delle sanzioni, ma se va bene, questi qua non vede più spei e si tiene tutti noi altri per poter nascere, per poter crescere, perché abbiamo bisogno dei soldi e non ne c'è più. Quindi bisogna organizzarsi. C'è un pochettino che io propongo a Lucio, adesso lo propongo ad altri, e preparate che sarà spero che venga portato a termine, di mettere in mora ufficialmente l'Agenzia delle Entrate e Equitalia, in modo da dire che altrimenti fare delle cose che sono illegittime. Domani, quando la Repubblica Veneta sarà competente finalmente e attivamente sul territorio, veniremo a casa vostra, a uno per uno. Le case vostre non saranno più vostre, diventeranno nostre, diventerà del popolo veneto per risarcire tutte le cose che ho avuto da questo Stato. Preparare a breve, non so quando, però sarà fare questa azione coordinata lo stesso giorno, la stessa ora, in tutti i paesi dove c'è un ufficio di Equitalia o di Agenzia delle Entrate. Bisogna andare là, depositare un atto e mettere in mora. Non può più pretendere che i veneti abbiano da pagare i skate allo Stato italiano. Non rispetta, e i veneti non hanno nessun obbligo nei confronti di questo Stato. Se dal 94 che noi altri se lo dice, se passano 20 anni, questo anno l'IFE compie 20 anni, e questo anno è il momento giusto di non pagare più nessuna tassa. O morimo noi altri o muore lui. Non potremo più convivere con un parassita che nessuno
tanti a farsi vedere, a far mostrare allo Stato che non avevo assolutamente più paura. Non è la prima volta che lo dimostreremo, ma una volta in più non fa sicuramente mai. Ecco, mi spero che l'IFE Verona abbia da ricrescere, da risorgere, perché un soggetto così manca qualcuno che si occupa dei imprenditori, e abbandonai e pestai da tutti. Quindi per adesso è indispensabile, per un domani anche in una Repubblica Veneta, quel che una volta si chiamava Fraia, che adesso c'è un nome che comincia a diventare un po' di moda, no? Fraia significa fratellanza, e nel 1200-1300 sotto la Repubblica Veneta vi era la Fraia dei muratori, la Fraia dei falegnami, la Fraia dei fabbri, e era una specie di sindacato, una specie di fratellanza. Quindi all'IFE riprende questo concetto veneto di Fraia, che significa fratellanza. Un'ultima roba, adesso, dal 14 di aprile c'è una staffetta di digiuno per chi ancora è in carcere. Si è cominciato quando Lucio era ancora dentro, allora si è cominciato con 30 aderenti, perché in carcere era 24 persone, e si era prefisso che ogni giorno che fosse al di fuori del carcere qualcuno che faceva sciopero della fame in solidarietà. Fino alla settimana scorsa erano 130 persone che si era alternato, e già era stato fatto 230 giornate di digiuno totale. Potrei dire che senso ha fare il sciopero della fame? Lucio magari lo sa meglio di me che senso che ha, no? Allora, ha un senso importante, non neanche come fatto poetico, ma come fatto personale. Perché chi che impara a dire no alle esigenze fisiologiche del nostro corpo, no? Quindi quando che ha fame e morsica al stomaco, si fatica a resistere. Ma chi riesce a resistere, chi impara a resistere a questo impulso, che è un impulso vitale, perché noi senza mangiare si muore, giusto? Quindi resistiamo a un impulso della vita, a un impulso vitale. Se impariamo a fare questo, non avremo nessuna paura a andare contro a questo stato. Quindi disobbediamo al nostro stomaco e domani disobbediamo in maniera facilissima alle leggi dello Stato, a non pagare più lo Stato, perché vuole il coraggio. E chi lo trova dentro di sé non ha più nessun problema. Quindi se qualcuno vuole unirsi a questa staffetta, basta che va dentro sul sito www.life.it e trova cosa che ha da fare, che ha da comunicare i dati, e mettiamo in lista, che si pubblica in liste e tutte le statistiche possibili e immaginabili. Ecco, grazie, non voglio più rompere le scatole e speriamo che risolga l'IFE Verona. Potrei dirvi tante robe stasera, ma ve ne dico poche, perché sarei un po' strano stasera. Ma intanto l'esperienza dell'IFE per me è stata quella che mi ha illuminato la via di Damasco. Ho incontrato Fabio Padovan, che per me è sempre un punto di riferimento per il Veneto, soprattutto per i veneti, perché quando ho occasione di parlare con imprenditori, con gente che mi chiama tutti i giorni, ho questo problema qua, o l'Italia, o l'INPS, o i sindacati, o la Guardia di Finanza che mi rompe le scatole, cioè è tutto, sento le tensioni della gente che mi chiama, ma come cosa ho detto venerdì scorso, non ho più tempo per fare il pronto soccorso, cioè non glielo ho più perché devo decidere cosa fare, perché ho deciso cosa fare nel percorso, ma non perché sia che pecca di egoismo e non voglia di aiutare la gente, perché c'è gente che
spesso e volentieri che dopo le mie ringrazie, però abbiamo fatto perché dentro sapevo che bisogna essere uniti e darsi la mano, anche perché, come ha detto Daniele, la situazione è veramente talmente disastrosa che vorrei da parte di tutti un impeto, un risorgere dentro e dire no, basta, non posso accettare questi soprusi, non posso accettare queste imposizioni da parte dello Stato, perché continuare a parlarne non serve a niente, bisogna agire. Però per agire bisogna prima di tutto avere la conoscenza, perché spesso tanti imprenditori non la hanno, capire che stiamo lavorando per mantenere questo sistema qua. È lo stesso sistema che ne distrugge, lo stesso sistema che fa fallire le aziende o gli fa emigrare all'estero, lo manteniamo noi. Questo è il paradosso più grande. Parlava stasera con mio papà tornando dall'ospedale a Brescia e parlava con mio papà del caso di un imprenditore di Verona. Falco, ecco, dica chi fa perché parla adesso la sagra dei Bisi a Vicenza. E parlava con un imprenditore, con un mio amico imprenditore che ormai ha quasi 60 anni, e la cosa che mi stupisce di più non è mica quello che sta passando, perché sempre per causa burocrazia o per causa di queste leggi o legislatori pazzi, quello che mi sorprende di più è che la gente l'accetta queste cose qua. Cioè non è mica da meravigliarsi che questo Stato qua sia delinquenziale, mafioso, parassita, burocrate, tutte queste robe qua, lo sapevo, ma quello che mi fa arrabbiare è la gente che accetta e che sopporta in silenzio questi soprusi qua. Infatti c'è ad esempio questo che la costruiva un pezzo di fabbrica nuovo che ha chiesto i permessi per costruire ancora 6 o 7 anni fa, che non era neanche ancora la crisi di adesso. Dopo che gli ha dato i permessi per costruire, che sa dovrebbe essere una persona che ne viene fatta una statua, perché uno che costruisce che investe già non è un po', vuole un malato mentale o gamba e capacità per farlo. Questo Stato qua invece di premiarlo e le mette in croce perché gli manca da 1 anno e mezzo a fabbrica finita, uffici finiti, arredamento finito, riscaldamento e tutto, da 1 anno e mezzo che i vigili del fuoco non vedono mia legittimità, capisci un attimo? Quindi è un capannone nuovo, non è che la vega sta là a Caponara, ha fatto un capannone nuovo, quindi per fare un capannone nuovo sicuramente tutte le normative gli stai rispettesse, non è da mia l'autorizzazione a costruire, e manca una firma dei vigili del fuoco che deve ancora fare ispezione da 1 anno e mezzo, visto che ha tutta la fabbrica nuova, lì ferma, uffici, arredati e tutto, e non può mica andare dentro a lavorare materialmente perché gli manca una firma. Allora, la colpa lì era dei vigili del fuoco o è la colpa del mio amico? E pare questa qua sia come la diatriba solita di quando qualcuno si lamenta perché gli ha chiesto la tangente per fare il lavoro. La colpa era decide dalla tangente o decide la domanda? Siamo sempre lì. Allora, spesso e volentieri se rifugiamo in paure represse, abbiamo questa malattia, questa, non so neanche come definirla, di repressione ormai acquisita, che non avevamo il coraggio di ribellarsi a queste cose qua. Non è che dobbiamo ribellarsi, dico, contro un qualcosa di imposto, cioè dobbiamo ribellarsi al fatto che non ne lascia mia lavorare, e ancora la gente non la trova mia la forza di fare. Quindi quando la gente non trova la forza di fare questo, più che l'IFE, che moria, ho sempre detto un buon neuropsichiatra che ti fa una visita, che ti fa un check-up, di dirti guarda che ti viene qualche problema, perché se ripeto, se uno che ha la coscienza a posto, che ne viene a lavorare, non dovrei avere paura di nessuno. E invece che avevo queste assurdità qua che accettiamo tutti i giorni, e accettiamo da parte del fisco, dalla parte della finanza, dell'USL,
questa repressione la accettiamo come la fosse normale, non è normale invece. Quindi la colpa sicuramente, se questo sistema qua imperversa e continua a vivere questo cancro, è perché noi altri non abbiamo il coraggio di staccarlo. E staccarlo non vuol dire andare in piazza con le armi, vuol dire solo andare dentro in qualche ufficio, tirare le 4 calci nella porta o battere i pugni sulla tavola, e quella gente lì è molto sensibile a queste robe qua. Perché è più sensibile uno che si incazza così che non uno che va là con l'avvocato, con il commercialista che fa sulla causa perché è quel che spera di fare. Quindi 20 anni, come ha detto Daniele, 20 anni di battaglie, io non reputo mio tempo perso, perché qualcuno spesso mi dice ma non succede niente, non cambia niente, non è vero, perché se siamo arrivati adesso anche a un Veneto che parla di indipendenza e che parla del referendum o che parla di altre cose, è perché per 20 anni che sta dei deficienti come noi altri che ha corso avanti del Rio al Veneto, che ha messo la sua macchina, il gasolio, l'autostrada e il tempo, sacrificando il lavoro e la famiglia per correre, per portare avanti queste cose qua. E allora questo fuoco è stato di un acceso, perché se il fuoco si spegne non si riaccende più, perché qua siamo andati a tenere acceso un fuoco sotto un diluvio. E quindi è compito di tutti, non è mio compito dell'IFE, perché iscriversi all'IFE non è che se vi iscrivi all'IFE domattina a Quaglia e vi dà un numero verde 800 eccetera e le 24 ore a vostra disposizione. A iscriversi all'IFE vuol dire cavolo, mi metto in discussione, tiro fuori gli attributi che la mamma, il papà e la donna e comincio a battermi anche a me per la mia libertà. Questo deve essere, perché sennò, ripeto, di associazioni che ne tante, tanto vale iscriversi alla Confartigianato o alla Confcommercio, che di sicuro qui quando avete dei problemi arriva subito da voi. Se non riusciamo a costruire quello spirito del corpo, che qua si tratta proprio di spirito di corpo, quindi i portatori di partita IVA, questa è la definizione esatta, non devono da nessuna parte. Bisogna costruirla, bisogna cominciare a portare avanti tutte le battaglie possibili, quindi rivolta democratica, rivolta fiscale, cominciare a non pagare quello che non viene a pagare. Cioè noi ti queste robe qua 20 anni fa che spiegavano alla gente: guarda che se non ti paghi le tasse o non ti paghi certe imposte non è che domattina ti porta via il caparone o la casa. Sì, ti arriverà le cartelle esattoriali, però ti il tempo di reagire, ti il tempo di combattere questa cosa qua, e dei tempi burocratici, cioè potremo sfruttare gli stessi tempi della burocrazia. La burocrazia è la nostra nemica, però è anche nostra amica, perché è talmente tanta burocrazia che questi qua quando le 4 e mezza pensare all'ufficio da casa non è che ne frega qualcosa, e le pratiche le continuano. Quindi che molte battaglie da fare, anche questa qua è da fare certamente, portare a conoscenza la gente della nostra forza, della capacità di tenere in piedi questo sistema, e questo sistema che allo stesso momento lo alimentiamo e ne combattiamo. Le battaglie che ne tante da fare. Come dice Quaglia, chi vorria in ogni provincia, chi vorria in ogni comune, però ripeto, mia adesso ho fatto un'altra scelta perché vuoi portare avanti questo e vuoi andare avanti su questa strada qua, perché vuoi giocarla fino in fondo questa, e non posso dire materialmente a malgrado che l'impegno sia stato anche limitato, però non è mio giusto che abbia una carica che non posso, che tra l'altro anche come l'IFE è incompatibile la carica del presidente dell'IFE con la carica di un partito, perché deve andare a un partito. Quindi qua bisogna muoversi tutti quanti, credervi, darsi da fare riunioni, spiegare alla gente le cose più elementari, perché non è che sia da spiegare robe strane, è mia da spiegare, è da spiegarvi a uno che se non paga mia l'ICI o l'IMU o la TASI, che se adesso arriverà la TASI da pagare, che non sa neanche come, quando e dove che sarà da pagare, però intanto le manda. Quindi 80 euro che Renzi che ha dato alla gente gli esasti requisiti immediatamente, promessa di Toscano, come si dice, promessa di Villa. E quindi
Quindi siamo sempre lì, abbiamo questo stato qua, vediamo tutti i giorni questo spettacolo pietoso e siamo lì inermi, fermi a continuare a sopportare queste cose qua. Quindi non è che sia bisogno del chiavegato o del guaglia, è bisogno di tutti quanti noi altri. Perché potremo continuare, se continuiamo ad identificare la soluzione dei nostri problemi in un leader o in un'associazione, non dobbiamo capire niente, perché questa non è la soluzione è se noi altri che abbiamo il coraggio di dire che sono a cammino, mi do da fare, dicimi cosa ho da fare, perché qua che vuole volontariato e dire che so e portare avanti questo, fare riunioni con la gente, parlargliene che da fare tanto e tanto, perché la battaglia con le mie figlie, più andremo avanti, più la battaglia diventerà dura, perché ormai questo stato è finito, morto, putrefatto, è tutto sì. Multipla e Ford. Quindi le battaglie le va fatte sempre, perché è giusto combattere. Mi dico che quando uno si reputa una persona che lavora, una persona onesta e soprattutto una persona e basta, non può niente subire queste angherie qua. Abbiamo esempi all'estero di imprenditori dei paesi confinati con questo Stato chiamato Italia, che ha un sistema di vita che è completamente diverso. Dobbiamo riuscire soprattutto, è il problema principale, di capire perché lottare, perché alzarsi, di capire e di non farne mia solo una questione economica dei soldi. Perché se ne facciamo solo una questione economica dei soldi, non andiamo da nessuna parte. Bisogna farne una questione di dignità. Io sto lavorando, quindi sono fiero di quello che sto facendo, la mia dignità è il mio lavoro. Questi qua ti porta via non solo i soldi, ti porta via la dignità, perché quando vedo imprenditori tutto il giorno che gli dica che da tempo dice lasciami stare che cosa fare, e quel lasciami stare che cosa fare vuol dire che lo Stato pensa a partire, oppure che sarà il commercialista che ti paghi, che pensa a partire, o l'avvocato che pensa a partire, che ti manda la parcella da pagare, che te ne manda, non pensa a partire, però ti manda la parcella, e nella parcella è scritto anche ho pensato per te, però la legge mi impone di bastonarti, e allora ti paghi perché ti dica di no. Bisogna ritrovare quella dignità di capire come funziona in un paese normale e civile. Se uno ha tempo di andare in Germania, in Austria, in Svizzera, in Slovenia, ma penso che tenga più dignità da lavorare in Romania, in Bielorussia, in Tanzania, in Camerun. Qua siamo arrivati proprio alla distruzione di chi ha voglia di fare. Cioè all'estero il lavoro, l'impresa, uno è fiero di quello che sta facendo e non è mia in bottega dalla mattina alle 7 alla sera alle 8. Non esiste il concetto che il parone ha da arrivare mezz'ora prima dei dipendenti e da via mezz'ora dopo. Cioè non esiste, lei è un concetto sbagliato questo qua. E come è sbagliato è legato? Ma come? Chi sa i portoni? I portoni la Maria da Seragli, un dipendente. Perché se il parone ha da arrivare mezz'ora prima da via mezz'ora dopo, allora che il parone è? Il concetto è così. Quindi guardiamo la qualità della vita che siamo di fare. E mica lo dico chiaramente a tutti quei che pensano ma mi sono preso furbo perché ho la macchina più grossa dell'altro, perché mi sono comprare la casa sul lago o al mare. Non è vero, non vale niente. Al giorno d'oggi non vale niente, nessuno una palla al piede. Nessuno una palla al piede per essere arrivato dallo Stato, dal fisco, oppure ti dicono che la macchina rossa, quello che te ne spiego, come ti ho fatto vedere. Cioè tutte queste ripercussioni qua, dopo uno che ha lavorato tutta la vita, che non può neanche godersi queste robe qua perché è legato a trovare mille sotterfugi per godersi il proprio sudore.
questo è lo stato in cui noi altri viviamo. Se vi pare che sia ancora il caso di andare avanti con questo sistema, allora chi ha vegato non può fare i miracoli di economia, proprio posso dire una buona parola, però in questo caso qua mi serve o un neuropsichiatra o un esorcista per chi crede nella religione cattolica. Quindi io ho un sussulto qua di alzarsi in piedi, di dire boh, adesso mi fermo, basta mandare messaggi che ha legato tutti i giorni SMS, questo problema qua, con questo, con quell'altro, vabbè, cosa ti rispondo? Cioè, cosa ti fa? Cioè, mi dovrei, forse se ci avesse, non so, 100 euro a chiamata, dovrei essere in giro con un camper, mi andare a risolvere tutti che hai problemi irrisolvibili tra l'altro, perché non è che io voglio un commercialista qua che va lì a impugnare tutto quanto, si tratta di andare dentro in un ufficio, chiedere del deficiente che ha mandato la cartella esattoriale o che ha mandato quella cosa lì, guardarlo in faccia e dirgli quel che viene, cioè guarda che vuoi poche robe, se parla di queste robe qua e basta, di andare dentro in un ufficio da soli, con gli occhi in cassetto e basta, è da fare questo. Finora l'ho fatto per altri, però adesso basta perché non posso mica continuare ancora. A me dispiace perché so che viene tanti, però se comincio a rispondere a tutti quanti, detto mezz'ora, detto un'ora per questo e per l'altro, e dopo sinceramente è venuto anche venerdì, è venuto tu qua da doverli da suave, e vieni qua perché ha un problema col comune, ma da chi ha legato, cioè ma dico come è che tutti da me? Non capisco mica che ne risolvo tanto, perché non posso mica continuare. E mi dico, ma non può dare una mano, sì, mi dà una mano, mi dà sì 1.000 euro, perché se da sì da commercialista e me ne domanda 2.000, se da sì dall'avvocato me ne dà 3.000, cioè scommesso 40.000 per cento in nero, perché ricevute fiscali per l'economia, però non posso mica ritornare così. Ma qua il comune mi ha detto, se la vera è quel che mi avevi detto, da sì dal sindaco, a fare casino. Cioè che vai in marocchini a fare casino se ne dà gli assegni familiari, se ne dà il pulmino gratis per il figlio da andare a scuola. I va là, anche se non ne viene, e si sente solo in comune e porta fuori perché gli manda via per la disperazione e gli è dato tanto che va via. Noi perché non lavorare è tutto che chiediamo che ne dà una carta per poter lavorare, perché non mi accoraio se vergogniamo devo da chi ha legato che vada lui. No, basta, cioè basta. Allora è per quello che mi abbandono questa cosa qua, l'abbandono perché bisogna veramente che la gente la presa, perché a volte a mettersi davanti si fa anche del male, perché la gente dice tanto che chi è legato che cuore lui, è quello che quando è quello che tira, se è caro quando lo tira si può saltare sul caro, ma tirarlo che sfianca, e sinceramente dopo 20 anni sarebbe anche un po' stancato. Adesso puoi portare avanti una cosa, chi la fa sempre, che la comprende sempre, questo percorso qua, però bisogna che cresca, che la gente cominci a crescere da soli, svegliare la gente, andare a tirare fuori la gente dalle botteghe, dalle fabbriche, dai negozi, perché non si può niente, perché di ingiustizie che ne tutti i giorni, mica credo, non è che non ne credo mia che la gente la subisce di ingiustizia, lo so, però le ingiustizie li subisce sempre chi tase, e quando uno tase le subisce tutte, quando uno sa che va dentro gli arogne mi dice aspetta che mi giremo una larga questo qua, perché lei la teoria dei grandi numeri su 1000 persone che rompe le balle che ne chiesa, allora quei 10.000 siamo gli stati, non rompere le balle gli altri 990, ma la funziona così in tutta Italia. Io ho conosciuto una persona che lei l'ho conosciuto il 9 di dicembre, che si chiama Roberto Corsi, se lo trovi anche su Facebook, che è un calabrese che scrive sempre qui a San Marco. Questo qua l'ha fatto delle iniziative dall'IFE, questo qua sarebbe da farlo presidente onorario dell'IFE di Calabria. Questo qua la ciappa registratore di cassa e la butta fuori sul marciapiede. E detto basta, non mi fa più scontrini, tanto per fare scontrini per rompere le balle.
lui ha detto, ma sì, sto qua, rompe le balle, perché era fatto di tutti i colori, e si è fatto costruire una croce alta 4 metri, si è fatto mettere in croce sulla piazza del paese, cioè anche una persona così le dà premio Nobel, cioè, eppure passando il parmatto ed era stato, è come indiani, una volta gli indiani, quei matti, lasciava stare, era rispetto, non potevi usare di violenza, occuparli, perché i matti erano considerati persone sacre. Ora, che non si considera persone sacre, ma bisogna farlo, cioè gli è battute, però la funziona così questo Stato qua. Lei è sempre stata forte coi deboli e debole con i forti. E preferisce andare da quelli che causa problemi, perché il burocrate che viene a rompere le scatole noi altri, e ciapa sul stipendietto e ciapa qualche tangente in giro, la tangente che ciapa da qualche casa, perché dice ma si vede che do qualcosa, perché aveva la tangente non è ciapa mia, ciapa qualche scarpata a schiena magari, quindi va dagli altri. E allora sta burocrazia qua la vive delle persone che acconsentono. Da altre parti non lo sa di stare, ma dopo se le ciappa con me, ma cosa vuol dire che se le ciappa con gli altri? Non vi basta meglio ancora quando si sta ciappando, cioè che non bisogna di ulteriori paure, cioè che gente che va a lavorare ormai solo perché è contenti di riuscire a pagare le ricevute a fine mese o riuscire a pagare gli stipendi, magari in arretrati di 3-4 mesi, però è contenti perché dice tengo in piedi il lavoro e continua a fare debiti. Io è contenti, si è contenta di questo, ma io non contento mia di questo, perché si deve lavorare per fare debiti e per stare a casa. Cioè tiremosela via questo modo di pensare che se stiamo buoni ne lascia stare, non è vero. E continua a infliggere ulteriori pene, perché sa che stiamo buoni, non sta buono, allora te continui a perseguitarlo. Quando non si incazza, bisogna che giro come il cane cattivo, e che gira la larga, il cane con le buone, ogni tanto che passa che deve scappare, sto baltase, ma stai che vedi sia un cane che te segue si gira, e robe semplici da fare, però bisogna farle vuol dire agire, no parlare, venire da chiavegato, se detto che mi varia in mente di fare, basta, non stai più venire a dirmi che varia in mente di fare, perché mi varia in mente di fare, l'ho messo via, bisogna fare. Se uno ha delle idee più chiare e si mette lì e le fa vedere che funziona, e mica vorrei volentieri, vorrei cattargliene tanti che hanno delle idee e le fa, ma non stai più venire a dirmi bisogneria, perché con bisogneria non si fa niente. Quindi l'importanza dell'IFE esiste per quelle persone che finisce quel sogno, perché ho visto a realtà che tante persone che da sempre sono patto, giusto? Per anni perché basta qua dell'IFE, fa discorsi strani, i baruffa, va in giro, i vedi gli estremisti, che è legato all'estremista, ma che va a far casino. Sono più estremista o il finanziere che vedo sono più estremista che vado a controllare gli investitori scaduti, magari gli stessi che vanno in giro a vita. Più estremista un ispettore che va in giro che fa la multa e c'ha il 20% delle multe, cioè dov'è l'estremismo? Dov'è la democrazia in questo Stato qua? Si è perso completamente, è il nord e il sud hanno perso la bussola totale, ma stiamo navigando così nella nebbia senza sapere dove si va. Quindi la soluzione cos'è? La soluzione è fare riunioni come queste, bene, ma fare le riunioni come queste dopo che abbiamo ascoltato le belle parole di chi aveva dato le quali, ma sì, ebrai, però aspetta che penso, continui a pensare, così a casa penseghi e dici a vostra moglie, cosa che hai detto caro? Sto pensando, io continui a pensare se è ora di fare qualcosa, aspetta, ma ancora no, perché ho da fare. Domani, aspetta, quando ho finito di fare il tennis e di fare palestra, comincio a pensare di fare e continuiamo a pensare. Figa, guarda, pensi
pensare, andiamo avanti. Bisogna farle le robe. Quando viene uno che ha problemi, bisogna mettere in piedi, ho sempre detto, mettere in piedi anche questo è un progetto irrealizzabile, di una difficoltà immensa. Siamo su una via che abbiamo 10 negozi, dico, su 10 che ne cattaremo 9 che ha problemi, a giorno così, su 9 e 8. Allora, questi 8 che ha problemi, e ne troviamo 8, dei 8 che ne troviamo almeno 4 o 5 da dire, ascolta, se ci abbiamo quando abbiamo problemi uno con l'altro, se viene a guardare le finanze, siamo buoni dei mecciami che mi vengono da te, vengono dagli altri, una roba semplice da fare. Però bisogna farla. Bisogna farla. Perché se quando arriva la guardia di finanza sappiamo come mirati, non c'è niente da nascondere, bisogna far vedere che non abbia un uso duro sto qua, in faccia se ne va. E così funziona, altrimenti non funziona meno. Cioè non funziona perché altre cose, sì, le rimborsi, te avanti, e su e su bisogna creare problemi sociali ogni volta che fuori questo. Problemi di ordine pubblico, blocchi di strade, e quella è l'unica strada che abbiamo sempre detto e fatto. E dove l'abbiamo fatta, però via funzionare, abbiamo fatto delle cose eclatanti, grandi, che se avevo anche avuto, era invece, avevo voluto qualche volta, anche soddisfazione, se avevo anche a cavare. E allora in quadro da capire, quelli della RIFE mi lasciare stare. Se ne stanno altri, da si ciappare, non puoi vedere mance. Dov'è il problema? Ma fermo queste robe qua, non stiamo pensando. Basta pensare, basta perché pensare. Non porta niente, no perché si legge, perché è abbastanza giovane. Vedi che la maglietta da corpo d'armato del RIFE era uno della vecchia guardia. Quelli che ha detto lui, si tratta di reagire, cioè che non ho molti casi che stare a giro a soprusi e a questo stato qua, reagendo nella stessa maniera che lo Stato facevano altri. Cioè quando noi altri veniamo messi in discussione, che tramite questo Stato qua esiste questo Stato che ti incastra non perché ti hai sbagliato, ti incastra solo dicendo penso che te abbia sbagliato. E quindi là c'è una procedura, può essere fiscale, può essere sanitaria o altre cose, e ti devi produrre le carte per discolparti da questa presunzione di colpevolezza. Esiste solo in Italia e in Colombia, a parte esiste una roba del genere. Cioè non è che ti trova in fallo, che ti sbagliai, che dice hai sbagliato qua e qua, ti dà le prove e questa è la multa. E dice penso che ti hai sbagliato come il vigile urbano che ti passi da Arzignano, il vigile urbano di Arzignano che ti ferma e dice penso che la settimana scorsa ti abbia superato il limite di velocità. Intanto ti fa una multa, ti porta i testimoni che non è vero. Cioè non funziona così. Non va via tanto bene. Allora quando lo Stato si comporta così bisogna fare la stessa roba come dice lui, in vari modi. Lui le faceva. Sì, ecco, no, ma era per non dire lo faceva per solo adesso dagli ultimi atti. Giusto? Allora, quello può essere un caso come, ad esempio, ho fatto in altri casi di ispettori che invece a rompere le valute alla gente che lavora, allora faceva lo stesso discorso su mi pensava che loro avessero a casa una macchina troppo grossa per questi pigni qui da mera. Quindi cosa faceva? Verificava che il tenore di vita di loro fosse rapportato a quanto incassava. Congruo. E in questo caso qua, questo soggetto qua mi ha fatto saltare il direttore dell'ufficio IVA di Verona e il comandante della Guardia di Finanza di Legnano e l'altro sotterraneo. Perché? Perché quando ho scoperto la pegnata gli è preferito tirarli via. Allora ti dici, ma cosa mai fatto Tito? Niente, perché dopo quando mi ha minacciato sono andato a parlare col generale a Venezia
comandante della regione Veneto della Guardia di Finanza, e sono andato a parlare con lui, ho detto guarda che sono che mi parlo un po' nervoso, ho detto che teniamo perché non mi tocca venire a vedere la luce magari dalla barca, poi se non lo so vedere, no, ho detto stia, vabbè. Allora, la scritta, come dice lui, una scritta, io scrivo magari a uno, ma a me pare che nel tuo caso non sia messa bene di fronte, uno va fuori e la scritta vede che sta sulle scatole. Quindi questo è un modo di reagire non violento, può essere discutibile. Quando uno mi dice ma così da famiglia, ma mica rispondo subito perché se fa come fa lui, cioè accettiamo i soprusi da parte degli altri e quando dobbiamo fare che non altri un decimo di quello che subbiamo sempre nei pensieri, ma noi altri siamo persone civili, sì? Vi ho mai provato lì per le persone civili o altri e altri dei cannibali? Così là, e dici, ma io sono civile, quindi ti dici, vuoi rimanere a me perché sono civile, ma sei sempre civile da mangiare, capire? Dimmi. Lo so, non esprimerti più di tanto perché io so più, mi sento più sicuro quando parlo. Che ne è uno che dice
siamo venuti da loro di Piazza Dante, con Croci, Salvini, tutta la parte italiana che andava a fare, e quindi ci sono sempre. Io ho una strana impressione, che c'era gente da Brescia, gente da Torino, gente da Ivalate di Davide, che mancava solo i veronesi, che era fuori di cassa in girato, e si stava per la festa. Allora lì suonare, credo che non sia possibile, i livelli che siano così umiliati da arrivare ad avere un distaccamento dalla vita piuttosto che delle aziende. Cioè questo è un paradosso. discorso è comunque che
succedendo adesso in Veneto, quindi tutti anche questi partitini, movimenti che stanno nascendo anni fa era impensabile, te parlo di 5-6 anni fa, quindi l'evoluzione è molto forte. Non stiamo a pensare che l'evoluzione, che adesso se l'evoluzione è così, per arrivare là che via anni, cioè quello che sta succedendo adesso è una cosa che è di difficile controllo, nel senso che potrebbe succedere che nell'arco di un mese scoppiesse tutto, cioè mettete anche questa cosa qua. Potrebbe succedere che è come quando questa guerra la Germania dell'Est, dico sempre lo stesso esempio della Germania dell'Est del crollo del muro di Berlino nell'89. Se te che disegna un tedesco dell'Est 10 giorni prima che crollasse il muro, guarda che crollerà il muro per 10 giorni, penso che tu stai il bookmaker che raccoglieva le scommesse deve diventare miliardario, perché nessuno avrebbe scommesso che la Germania dell'Est nel giro di 10 giorni la sarebbe crollata. La Germania dell'Est era il cuore pulsante del comunismo russo in Europa, cioè era piantata nel centro dell'Europa. Era un regime totalitario ancora più feroce della Russia stessa, che era la Stasi tedesca, che era la polizia segreta, che era ancora più dura del KGB. Quindi, se avessi detto questo, nessuno ne avrebbe creduto. L'evoluzione la può essere esponenziale in pochissimi, basta che si concatena varie cose. Può essere la crisi, può essere il crollo dei scandali, cioè di mille robe che può succedere. Io quando questa è la Tangentopoli, che nessuno aveva pensato che sarebbe fuori quella roba lì. La Tangentopoli, se ricordi, ne scoppierà in un mese. Adesso bisogna fare un grande lavoro, e quando dico fare un grande lavoro, bisogna che tutti quanti tengano la nostra parte, con il IFE, con qualche scritta sui muri, con qualche bandiera attaccata, attacchiamo via le bandiere alle finestre. Era una settimana, non è una settimana, e quando uno passa e vede la bandiera, se vede 3 bandiere sulla via, che ha la casa sulla via, gli dice avete anche l'attacco da me. Ricordiamoci sempre che le rivoluzioni non le fa via la maggioranza, mai pensato questo. Perché se diciamo quando la rivoluzione, quando il 50% più non è pronto a fare la rivoluzione, non la fa via. Che vuole la gente che dice mille fuori la rivoluzione, mille soldi. La rivoluzione può essere fiscale, può essere di qualsiasi cosa, però bisogna farlo. Cioè basta piangersi addosso, perché anche continuare a piangersi addosso è un segno di debolezza. Uno deve fare l'analisi, lo screening proprio e dire mi vuoi questo, sono disposto a fare questo, pensare poco e agire, progettare e agire. Quindi quello che sta succedendo adesso determina un periodo di tempo storico molto caldo e favorevole per il Veneto, perché tutti questi movimenti qua in giro, e a breve sarà anche un incontro per tutti i movimenti, perché ormai arriviamo all'occhio del problema, che è quello di unire tutti i movimenti, perché se tutti i movimenti si uniscono diventa un corpo unico, allora è una forza, altrimenti saremo sempre in balia dei soliti politicanti, dei soliti associazioni di categoria, di quelli che ti raccontano le favole, e non daremo da nessuna parte. Bisogna unirsi, perché facendo massa critica ti vede anche la forza quelli che ne vedranno, perché tanti ne vedranno la forza, ma non vedono niente, e tanti che non hanno la forza, e diciamo quando che succede questa roba qua. A riguardo di Piazza Dante, che a Piazza Dante era tanti di veronesi, e che era gente anche che mai non si aveva aspettato, perché il medicino di casa, che si conosceva da tempo qui, non sono arrivato prima, lui è arrivato dopo, comunque la vita da 30 anni, il medicino di casa,
la più grossa rivoluzione che l'ha fatto nella sua vita, quello dei, non so, come vengono a fare magari col prete la domenica, ecco, in quanto persone che alla mattina alle 7 va a lavorare in casa a mezzogiorno, rimane in pressi alla 1:15 lo sei in macchina, e volta la sera alle 7, la famiglia cosita, mamma, papà e figli. Abitiamo lì da 30 anni, un po' su papà, mi dovevano parlare che siamo proprio confinanti anche la vita. Mi comunque vorrei parlare 5 volte in 30 anni. Con Sofioli vorrei parlare una volta. E la seconda resta quando sono stato scarcerato, per sabato prima di Pasqua, che le venivo spontaneamente alla rete, un ragazzo che caso, ormai ha 37 anni, timido, schivo, e venivo lì a dirmi, Lucio, auguri di buona Pasqua, e voleva dirti, ha detto che saremo con un'altra pezza d'arte, perché poi ha detto, quindi tu hai detto di se era questa pezza d'arte, vuol dire che io colpio nel centro. Quindi è un grosso movimento sotto di persone che si sta muovendo in vari punti, bisogna solo adesso aggregarle, perché se li aggreghiamo fanno massa critica, quando fai massa critica allora la gente più incerta si aggrega a questo qua, quindi è il momento adesso di farle tutte. Mi dico sempre, appoggio qualsiasi iniziativa atta allo smantellamento dello Stato, quindi qualsiasi iniziativa mi appoggio. Ad esempio tante volte che parlo con altre parti, con altre regioni d'Italia, e quando noi siamo in giro, ma che delle regioni che adesso con l'evoluzione che sta fatta in questi 2 o 3 anni qua, che delle regioni che ieri 30-50 anni come pensiero, che Cavaliere lo stesso anche diritto di ribellarsi, ma è veramente molto. Prendo esempio dalle Marche è sempre stata una regione laboriosa che ha sempre lavorato, Pesaro ancora, province forti che ha sempre lavorato, e ieri distrutte completamente, cioè non era stato niente, che veramente la crisi ha fatto dei danni molto superiori a quello che è successo qua in Veneto. Qua abbiamo ancora questa capacità di ribellarsi e abbiamo ancora un po' di forza di sostenere questo, però adesso è veramente il momento di uscire e di cominciare a difendere quello che è rimasto, perché altrimenti qua il prossimo provvedimento che comincia a fare è quello di fare una patrimoniale e portare via dei conti correnti, perché resta solo quello da fare. Quindi questo è un altro motivo in più per alzarsi. Mande posto. Comunque per me vorrei anche essere finito con il discorso sempre, quindi ne parliamo magari anche tranquillamente, però ripeto, il nocciolo della situazione è questo, bisogna adesso cominciare a portare a termine tutte le battaglie e avanti, non mollare perché il terreno adesso non bisogna arretrare di niente, adesso bisogna mantenere le posizioni. Quindi, esami iscritti anche per ora che sono sì.
federalisti. Nell'indipendenza siamo federalisti, quindi da Roma sarà già Roma. Beh, allora mi direi che quei interessati, tanto va che su un tocco di carta mettiamo subito i nomi, se no non si catemo più. Punto. Succede che c'è la bomba. Sì. Sa scaricare quella della telecamera. Ah, con l'inverter anche. No, bisogna che la gestione sia fatta a livello provinciale, se no bisogna che, perché come dito Quaglia si non vede la sezione che lavora a livello provinciale, dopodiché la mancanza di comunicazione che viene dato sotto avviso, se invece le fai il nucleo provinciale, il nucleo provinciale diventa autonomo, si gestisce tutto quanto, quindi è solito discorso di scaricare, tanto che Quaglia non pensa tutto, capito? Lì il problema è sempre avanti chi che viene dopo. Mi aveva lanciato la cosa, ma ho detto che era di vitale importanza, questo perché è ancora di vitale importanza, però te devi sempre fatto a livello provinciale, perché bisogna fare un giro a livello regionale, perché se te che problema a Padova, la famiglia deve dare uno da un vivo degli anni, cioè dei matti così da che era qualche anno fa, o era una che era sempre attivi 24 ore su 24, però bisogna farlo, cioè bisogna costituire il gruppo, bisogna che il gruppo si conosca e comincia a scambiarsi il coordinamento a livello provinciale, se no il coordinamento non deve raffinire. Come fai questo salto generazionale? Perché vedo qua i leoni greci, nel caso di vita dei giovani, perché i giovani, cioè, perché non avete creato o diciamo allenato i leoni dei giovani a dire fuori sempre in campo? Non avete allenato la domanda che non viene accettata, ma viene ricettata immediatamente. Potete dirsi perché non abbiamo allenato, perché, ripeto, le poter dire Io sono giovane no, capito? Perché ti ripeto che sta varie cose che è successo dalla crisi, e molti giovani che magari una volta che era sempre il passaggio di consegna tra l'azienda del papà e il figlio, che il giorno del corso te ne passi l'azienda a tuo figlio vuol dire volerli mai, che sta anche tanti giovani che abbandonato perché tanti figli artigiani non portano avanti neanche l'attività perché diciamo di più andare in fabbrica che a fare l'attività del papà, insomma, cioè molte cose, è tutto un sistema che ha tante